Ed eccoci con la terza parte di Ore 7, siamo arrivati all'ospite della giornata che dovrebbe essere in collegamento via Skype, Tony Capuozzo, noto giornalista, volto noto delle TV nazionali ed è un giornalista che ha scritto due libri, uno dedicato al Covid e uno con particolari riferimenti alla nostra regione, in particolare al Friuli. Buongiorno Tony. Buongiorno a te e a tutti. Allora, Tony, intanto ti chiedo come stai passando le giornate in questi mesi di grandi restrizioni. Ma come tutti quelli che non lavorano, io sono in pensione, continuo a lavorare così con collaborazioni, ma molto a casa. Eh, per mia fortuna ho dei lavori che comunque mi avrebbero tenuto a casa. Sto facendo un audiolibro, cioè un libro che è destinato ad andare come audio in rete, e questo mi aiuta a riempire le giornate, diciamo. Senti, come ci ha cambiato il Covid? Ma sai, credo che ovviamente eh, per me mi malinconisce quando penso ai ragazzi, ai giovani, che l'età in cui hai bisogno della socialità come fosse l'aria, no? Improvvisamente ti è vietata o diventa difficile. Eh, credo che mai come in questo periodo una generazione abbia provato tanta nostalgia della scuola, no? Spesso noi che andavamo malvolentieri, cioè adesso trovarsi, avere la vita normale, insomma, no? Davanti alla scuola prima della campanella, le ore in classe, insomma. Eh, per uno anziano cambia di meno dal punto di vista dell'agenda, no? Perché in generale vai un po' meno in giro, perché cambia di più dal punto di vista della salute, nel senso che quello che per i ragazzi fortunatamente è una minaccia molto virtuale, tranne in casi eccezionali, insomma, per uno della mia età è purtroppo una minaccia concreta, e quindi devi fare più attenzione, e l'ipotesi insomma, devi confrontarti con tanti vuoti nelle fila della tua generazione, e spesso purtroppo quei numeri angoscianti hanno anche dei nomi, dei cognomi, dei volti che ti sono familiari, e quindi fai i conti con quello con cui fortunatamente quando non hai gravi problemi di salute non fa mai i conti, ed è ti chiedi se capitasse a me che cosa mi lascio alle spalle, ho sistemato gli affari di famiglia, i figli, insomma, ti tocca riflettere su cose su cui avresti preferito, insomma, sorvolare. Senti Tony, quante balle sono state raccontate in questi mesi di pandemia? Ma tante, sai, tante, purtroppo, e soprattutto ai tempi dei social, cioè le balle c'è un via libera alle balle, e che spesso sono venute invece dalle fonti istituzionali. Se penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità, le ho messe io stesso in rete, insomma, le immagini dei tweet dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che diceva quello che sta succedendo a Wuhan non è per niente preoccupante. Se penso, credo al Premier Conte, che il 21 febbraio disse il Covid è un pericolo molto remoto per l'Italia. Sì, spesso le balle sono arrivate da chi avrebbe dovuto essere degno di fede, invece. Senti, come guardi la campagna di vaccinazione? Ma la guardo con qualche preoccupazione, nel senso che io per esempio ho tardato quest'anno a ricevere il vaccino antinfluenzale che faccio ogni 2 o 3 anni, il normale vaccino antinfluenzale, perché io vivo in Lombardia al momento, ci sono stati problemi nella distribuzione, nella somministrazione,
immaginati un vaccino che dovrebbe coinvolgere insomma, quasi l'intera popolazione italiana, fatta eccezione insomma, per i bambini. Quindi credo che ci vorrebbero delle energie straordinarie e qualcosa di diverso da un commissario straordinario come questo Arcuri o Arcuri, non so come si dice, che già non ha dato grande prova di sé nel corso di questo anno. Credo che ci vorrebbe uno sforzo più grande, ho le mie perplessità, purtroppo è stata una delle poche cose su cui l'Europa si è mossa assieme, una delle poche contingenze in cui insomma, avremmo potuto parlare di politica sanitaria europea, abbiamo visto poi che qualcuno, legittimamente o meno, insomma, ha fatto la parte del leone. Guarda la Germania che ha accorpato alla quota europea delle quantità di vaccini comprate per conto proprio, insomma. Sono ovviamente tra quelli, se mi chiamassero domani a vaccinarmi, andrei domani. Sono di una generazione che ha visto scomparire alcune malattie. Quando ero ragazzino io c'erano ancora dei coetanei con i segni della poliomelite. Sono uno che poi per lavoro, cioè, avendo girato i 4 angoli del mondo e non esattamente gli angoli più tranquilli, ho il carnet delle vaccinazioni, che è un libretto giallo che è pieno ho fatto il pieno di vaccinazioni, anche le più strane, la febbre gialla, quindi insomma non ho nessuna perplessità in merito. Ecco Tony, se vuoi possiamo mostrare la copertina del tuo libro dedicato alle storie, al Covid. Che messaggio hai voluto lanciare? Ma guarda, non è un messaggio, è un libro che parla, che raccoglie tutte le cose che ho scritto, che non è nato per essere un libro, tutte le cose che ho scritto giorno per giorno nei 70 e passa giorni del primo lockdown. Sono considerazioni spesso amare, devo dire purtroppo che il tempo mi ha dato ragione, avevo ritenuto inadeguato questo governo, che semplicemente era nato per altre ragioni, quello di spostare l'ipotesi di un voto. Non abbiamo ovviamente nessuna prova che qualcun altro avrebbe fatto meglio e i compiti da assolvere erano molto difficili. Dissi già allora quello che forse adesso è ancora più attuale, che dall'inizio ci sarebbe voluto qualcosa tipo quello che avvenne in Friuli dopo il terremoto del 76, non un governo di unità nazionale, ma almeno un governo in cui si muovessero di concerto opposizione e governo, ognuno con il suo ruolo, ma concordando delle strategie, delle scelte, delle decisioni, presentandosi al paese in modo unitario, un po' come facevano gli antichi greci al tempo delle Olimpiadi, guerre interne sospese. Questo non ci fu allora, naturalmente chi stava al governo era ingolosito dalla possibilità di un fiume di conferenze stampa in diretta, da un fiume di potere e in futuro un fiume di denaro da gestire. Chi stava all'opposizione si è trovato a rispondere pampe e focaccia, e così si è fatta campagna elettorale gli uni e gli altri, secondo me, sulla pelle degli italiani, cioè avremmo avuto bisogno. E naturalmente la classe politica non è l'unica a aver risposto male. Se penso agli esperti, che baciati improvvisamente dalla notorietà, insomma, si sono messi a parlare di Covid esattamente come fanno i nostri amici, i colleghi sportivi e tutti noi tifosi quando parliamo del campionato di calcio. Ognuno dice la sua, siamo tutti allenatori, e ci è stato detto dagli esperti tutto e il contrario di tutto, quindi generando inevitabilmente confusione, incertezza. Credo che se le emergenze sono uno specchio, una radiografia del paese,
questo Covid abbiamo stato un paese con molti difetti, molte fragilità, anche alcune cose belle, penso ovviamente ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che hanno continuato a lavorare, fosse pure nei supermercati o nel trasporto delle merci. È un ritratto però in chiaro oscuro questo del paese, e l'oscuro appartiene molto, secondo me, alle istituzioni, alla classe politica. C'è da dire che nel mondo non è che gli altri stiano messi meglio di noi, ma insomma questo naturalmente per me non è particolarmente consolatorio. Tony, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, il tempo ma ci risentiremo prossimamente, questo libro dedicato alle piccole patrie, quindi chiaro riferimento al Friuli. Se vogliamo Sì, mostrare la copertina. e questo qui sono entrambi libri che si trovano nelle buone librerie, ma insomma uno può anche ordinarli online. È un libro questo, Piccole Patrie, in cui le piccole patrie solamente non è riferito a Friuli, è riferito ai tanti luoghi della mia vita dove mi sono sentito a casa. La casa con la C maiuscola per me è il Friuli, è il luogo dove sono nato, dove sono cresciuto e dove sono tornato tante volte per raccontare di tutto, dal terrorismo che ha segnato pure la nostra regione, a fatti di cronaca, a fatti che appartengono alla sfera delle cronache minute o ritratti di personaggi. Questo libro ne raccoglie tanti, secondo me è un libro di facile e buona lettura e soprattutto che parla di noi, parla del Friuli e vuole raccontare il Friuli anche a chi non lo conosce. Continua a essere un angolo d'Italia poco conosciuto e forse non apprezzato quanto meriterebbe. Tony, grazie per il tuo intervento, spero di risentirti molto presto e rivederti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a Tony Capuozzo, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, c'è ancora un po' di rassegna stampa.